Anziane truffate, denunciato un 55enne napoletano domiciliato a Mira, recuperati 40.000 euro sottratti. La testimonianza di una vittima: ho provato paura e vergogna, ma dico a tutti, denunciate. Furti in abitazione al centro del comitato in prefettura, analizzati i casi di Vittorio Veneto e San Biagio. Arrivano i rinforzi, nuovi carabinieri per le stazioni locali. Svolta nella morte della bambina di 17 mesi di Montebelluna, in arresto cardiaco nel Dettino, indagati i genitori per omicidio preterintenzionale. Stava giocando a casa della nonna quando si è tirato addosso una scarpiera in legno, paura d'altivole per un bambino di 1 anno e mezzo, trasportato al Cafoncello di Treviso in elisoccorso. La richiesta di grazia per l'ex guardia giurata Massimo Zenna era già stata presentata e rigettata lo scorso anno. La notizia poche ore dall'avvio della campagna per chiederne la liberazione. Il prefetto di Belluno querela per diffamazione all'associazione Alt Velox, che continua a denunciare i rappresentanti delle istituzioni per l'uso dei Velox, perquisite sede dell'associazione e casa del presidente. Olimpiadi, esclusiva Antenna 3 a Cortina Viaggio nel cantiere della pista da bob con il commissario di governo e numero 1 di Simico Fabio Saldini. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La piaga delle truffe ai danni degli anziani in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Vittima in particolare una donna di 84 anni di Treviso, denunciato il suo truffatore, un 55enne napoletano domiciliato a Mira in provincia di Venezia. Recuperati i 40.000 euro che erano stati sottratti, ma c'è la testimonianza di questa signora coraggiosa. Ho provato molta paura e vergogna, racconta, ma dico a tutti di denunciare. Mi sono sentita umiliata. Adesso, ieri volevo sprofondare sottoterra per non, come si dice, per la vergogna di aver subito questo affronto in casa mia, perché io con le mie mani ho dato i soldi, ho dato l'oro, tutto quello che mi chiedevano, non potevo far altro. La chiamata all'ora di pranzo, dall'altra parte del telefono un uomo che si fingeva un maresciallo. Il genero aveva investito un bambino di 5 anni che si trovava ricoverato in codice rosso. Per evitare l'arresto del genero la signora avrebbe dovuto pagare un riscatto. Luciana Gaiotto, 84 anni, è stata truffata così. In sottofondo una voce in lacrime che chiedeva aiuto. Era mia figlia. La voce sua, mamma, Mauro ha fatto un incidente, che era suo marito. E ora puoi immaginarsi io come mi sono sentita. Mentre il finto maresciallo intimava la signora di appuntare codici senza senso per tenerla al telefono, un finto avvocato si è presentato in casa sua per la riscossione del denaro, 30.000 euro in contanti e diversi monili in oro. Io ce li avevo perché mio marito è morto da 1 anno. Mi chiedeva: Luciana, hai dei soldi per me? E io le davo 50 euro e lui li metteva tutti via, li ho trovati dopo che era morto. E io mi sono trovata in casa con 30.000 euro nascosti. L'avvocato l'ho aperto io, è entrato, li ha presi e scappato. Il truffatore, un 55enne italiano originario di Napoli con residenza a Palermo e domiciliato a Mira, che nel giro di un paio d'ore ha truffato con lo stesso metodo un'anziana di Zero Branco a cui sono stati sottratti diversi monili in oro e 200 euro in contanti, tutti recuperati. Il colpevole è stato trovato in possesso della rifurtiva a seguito di una perquisizione delegata dalla procura. La percezione che abbiamo è sicuramente che ci sia un'organizzazione dietro e che quindi sia una cosa strutturata e non lasciata al caso. Il sospetto di essere vittima di una truffa, mentre dall'altra parte del telefono il malintenzionato la prostrava psicologicamente. Lei pensava di aver ascoltato la mia voce, quindi questo per me ha avuto un effetto di grande inquietudine. La mamma è una persona anziana ma molto sveglia e brillante e ne abbiamo sempre parlato di questi problemi, di queste cose, di quanto accadono, di com'è facile cadere. Invitiamo le persone anziane a diffidare sempre da questo tipo di telefonate, contattando nell'immediato le vere forze dell'ordine affinché ci permettano così di effettuare i primi accertamenti del caso. Io devo dire a tutte le persone di denunciare, anche se c'è vergogna, per quello che ci è successo, perché ti senti non più valida.
Questo è l'appello della signora Luciana, un fenomeno davvero odioso, quello delle truffe agli anziani, così come odioso, inquietante il fenomeno dei furti in abitazione, il cui trend è in aumento nella Marca trevigiana, a confermarlo il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza che si è tenuto in mattinata in prefettura, presenti le forze dell'ordine in massa, tutti i vertici, compreso il questore. Un focus specifico è stato dedicato ai comuni di Vittorio Veneto e San Biagio di Callalta. Sono in arrivo rinforzi, nuovi militari, ma anche nuovi dispositivi, in particolare Targa System. 3 unità in più per la zona, per il comando di Vittorio Veneto, 2 sono già arrivati, però appunto se ne aggiungeranno altre 3. E questo ci gratifica, ci fa molto piacere, e questo sicuramente sarà di aiuto per tutta quella che è la prevenzione della criminalità. È con questa rassicurazione, non solo numerica, che la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, esce dalla prefettura, dove il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presenti vertici delle forze dell'ordine, si è focalizzato sulla recrudescenza dei furti dell'ultimo periodo, soprattutto quelli in abitazione, per cui si registra una crescita pur a fronte di un minore incremento degli altri reati. Vale per la Marca così come per Vittorio Veneto. Il trend è in aumento come in tutta Italia. Ecco, detto questo, è emersa anche la questione del system alert delle targhe, e dove ci sono maggiori sistemi di lettura targhe a livello appunto della polizia locale e delle forze dell'ordine, c'è una minore incidenza per quanto riguarda i furti nelle abitazioni. Sistema Targa System che sembra quindi funzionare nel Vittoriese, così come a San Biagio di Callalta, altro comune su cui si è posta in mattinata l'attenzione dopo i raid alla Dreschi di metà gennaio, sorvegliata speciale la Postumia. Con una regionale che è una strada di passaggio molto importante e che nel corso di questi mesi ha visto passare delle macchine sospette che poi si sono rivelate effettivamente con a bordo dei malviventi. Quindi i Targa System ancora una volta efficaci, ma ancora una volta il nostro territorio come territorio di passaggio. Per questo, rassicura Pillon, si investirà in nuovi dispositivi. Non solo, anche a San Biagio si aggiorna rapidamente il numero di militari in forza alla stazione locale, che serve pure i comuni di Zenson e Monastier. Ci hanno garantito che a San Biagio di Callalta arriverà un ulteriore carabiniere rispetto a quello al vice brigatiere che è già arrivato, e quindi questo sicuramente ci conforta. Questi 2 uomini in più permetteranno di avere una pattuglia, quindi un maggior controllo del territorio anche e soprattutto nelle ore serali. Sembra confermato il numero, trapelato di recente, di 57 nuovi carabinieri per le stazioni della Marca. Le assegnazioni di fatto sono già iniziate. Tema della sicurezza che deve fare i conti con la questione del personale, vale per i carabinieri, vale anche per gli agenti della polizia locale. A Fregone in particolare il sindaco sta facendo le veci del vigile urbano che manca da settembre e chiede di poter usare la paletta proprio così. Si tratta di una provocazione forse per denunciare il trattamento riservato ai piccoli comuni, soprattutto ai piccoli comuni di montagna. Difficile andare avanti così, meritiamo rispetto. Lo sfogo di Giacomo De Luca. Vorrei usare anche questa, ma non mi è concesso. Per ora. A Fregona di necessità si fa virtù, e non potrebbe essere altrimenti da quando nel settembre scorso se n'è andato anche l'unico vigile urbano in servizio. Difficile rimpiazzarlo in uno dei comuni più montani della Marca. Ecco quindi che alle pendici del Pizzoc è il sindaco a farne le veci, e la paletta è veramente l'unica cosa che a questo punto manca, così come la facoltà di staccare multe, possibilità che diversi sindaci della Marca stanno chiedendo a gran voce proprio in questi giorni. Senza multe non si fa niente. Purtroppo bisogna toccarlo nel denaro se si vuole ottenere qualche cosa. Poi sapere che non c'è il vigile, puoi immaginare, tutti si sentono liberi. Intanto sulla scrivania di Giacomo De Luca si accumulano faldoni e pile di comunicazioni da consegnare casa per casa. I casi di notifica sono dati tutti quanti, si può dire, per persone che hanno chiesto l'alloggio qui e la residenza, e dopo sono spariti. Un mare di burocrazia con il sindaco che ormai quotidianamente fa il messo, ma deve anche vigilare su conferimento dell'immondizia e sull'ormai imminente processione della Madonna. Poche settimane fa ha anche rincorso un ragazzo in stato di alterazione, ma la questione non si limita alla polizia locale. Insensato, dice De Luca, aver dimezzato il numero degli assessori comunali nei municipi più piccoli, un tema che riguarda da vicino i comuni di montagna. Gli assessori prendono 100-200 euro al mese.
lordi. Non è che sia questa la spesa più grande di fronte ai notevoli benefici di qualcuno che non sto qui a dirlo, perché che lo sanno tutti. 100-200 euro al mese. È un'analisi molto amara la sua. Amara, e devo dire che io di solito ho uno spirito di iniziativa molto, molto vasto e molto ampio, però sto perdendo la voglia di continuare a fare queste cose qui, perché veramente non meritiamo, i sindaci non meritano un trattamento così. C'è una svolta nella morte della piccola Lavenda Odiode, la bambina di 17 mesi di Montebelluna, deceduta il 3 gennaio scorso. Indagati risultano i genitori. Dietro il decesso l'ipotesi della cosiddetta sindrome del bambino scosso. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Indagati i genitori della piccola Lavenda Odiode, la bimba di 1 anno e mezzo di Montebelluna, morta lo scorso 3 gennaio, dopo alcuni giorni di ricovero nell'ospedale di Padova. Il sospetto è che possa trattarsi di un caso di shaking baby, la sindrome del bambino scosso. La piccola avrebbe riportato gravi lesioni a livello cerebrale. A segnalare i primi dubbi sul malore proprio i sanitari dell'ospedale patavino, che avevano avvertito la procura trevigiana. Da qui la richiesta dell'esame autoptico, da cui però non erano emersi traumi macroscopici, ma secondo gli accertamenti sarebbero state riscontrate lesioni gravi interne. Sono stati eseguiti anche i prelevi del cuore e di vari tessuti, oltre che di liquidi biologici. Una risposta si avrà soltanto fra alcuni mesi. Si attende anche la relazione dettagliata dell'esame autoptico. I genitori della bambina di origini nigeriane sapevano di essere stati indagati già il 16 gennaio, giorno in cui era stato effettuato il post mortem sulla salma, avendo nominato un proprio consulente che aveva assistito all'autopsia. Quel tragico giorno del malore era stata la mamma a trovare la bambina priva di conoscenza nella culla ed allertare subito il 118. La piccola, vista la gravità delle condizioni, era stata trasferita nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a Padova, dove è morta qualche giorno dopo. Ora si attendono gli esiti degli ulteriori esami prima di formalizzare l'indagine, una tragedia che aveva sconvolto l'intera comunità di Montebelluna. E un bimbo di 1 anno e mezzo rimasto ferito mentre stava giocando a casa della nonna, si è tirato addosso la scarpiera in legno. È successo ad Altivole. Tanta paura per un bambino di 1 anno e mezzo rimasto schiacciato sotto una scarpiera. Il piccolo si trovava a casa dalla nonna, a Caselle di Altivole, durante una vacanza con la famiglia che vive in Moldavia. Stava giocando quando si è attaccato al mobile di legno che probabilmente, non essendo ben fissato al muro, gli è piombato addosso. Immediata l'allerta al SUEM 118, sul posto automedica e ambulanza dall'ospedale di Montebelluna, oltre all'elisoccorso da Treviso. Il bimbo ha riportato un trauma facciale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È stato trasportato con l'elicottero al Cafoncello per le cure e gli accertamenti. La richiesta di grazia per l'ex guardia giurata Massimo Zen era già stata presentata e rigettata lo scorso anno. La notizia emerge a poche ore dall'avvio di una campagna per chiedere la liberazione del 54enne di Cittadella, che a Vedelago nel 2017 sparò per fermare una banda di ladri in fuga. Una domanda di grazia per Massimo Zen, l'ex guardia giurata condannata a 9 anni e 6 mesi per la morte a Vedelago nel 2017 del giostraio Manuel Maior, era già stata presentata lo scorso anno dallo stesso Zen con un'istruttoria predisposta dall'avvocato padovano Alberto Berardi, ma in estate era arrivata dal Quirinale la comunicazione che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non aveva ritenuto di accogliere l'istanza. La notizia, tenuta riservata, emerge ora che per l'ex vigilante di Cittadella è partita una campagna civile e politica per arrivare alla sua liberazione. Il 54enne nell'aprile di 8 anni fa aveva esploso un colpo verso l'auto con cui a Vedelago una banda dedita ai colpi ai bancomat stava fuggendo nell'intento di fermare i banditi. Manuel Maior venne ferito a morte. Zen nel 2023 venne condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi, pena che sta scontando nel carcere di Verona. Da Ponte di Nanto, in occasione dei 10 anni della sparatoria che coinvolse invece il benzinaio Graziano Stacchio, il consigliere regionale Gio Formaggio ha lanciato una campagna per ottenere la grazia per Zen. Lanciamo la richiesta di grazia per la guardia giurata Zen, che attualmente è in carcere per aver ucciso un bandito
mentre stava facendo una rapina e lui faceva il suo lavoro di guardia giurata. Ma la richiesta dunque è già stata formulata e rigettata nel 2024, malgrado il magistrato di sorveglianza fosse favorevole. L'avvocato aveva proposto che in caso anche di un condono parziale della pena, Zan potesse espiare il residuo con una misura alternativa che gli consentisse di lavorare e contribuire così a ristorare i danni ai familiari della vittima. Per ora il 54enne, che ha scontato poco meno di un quarto della pena, rimane in cella. Solo tra 1 anno e mezzo potrà accedere ai primi benefici carcerari. 26 partite IVA chiuse erano state attivate per mettere a segno delle vere e proprie truffe, l'operazione della Guardia di Finanza. Nel minuto della Guardia di Finanza la compravendita di auto di lusso. L'operazione è scattata dopo una serie di alerte di rischio in questo settore frequentemente al centro di frodi nelle fatturazioni o condotte truffaldine attraverso piattaforme di annunci online. Immediate le indagini che hanno portato alla chiusura di ben 26 partite IVA aperte tra il 2022 e il 2024. Si tratta di soggetti che non avevano la caratteristica per poter operare, non solo, ma avevano sede presso abitazioni residenziali senza struttura organizzativa né personale dipendente. Alla richiesta dei finanzieri di fornire informazioni, la maggior parte dei titolari non ha risposto, limitandosi a fornire informazioni inattendibili e incomplete. Pertanto abbiamo segnalato i soggetti all'Agenzia delle Entrate di Treviso, che ha disposto la cessazione delle partite IVA e anche la cancellazione dalla banca dati VIES, che consente di operare con altri paesi della Unione Europea. Si tratta di persone residenti nel Trevigiano, di cui 14 stranieri e 12 italiani, alcuni dei quali già coinvolti in diverse truffe ai danni di persone, originari di varie località del territorio nazionale, interessate ad acquistare autovetture di pregio a prezzi vantaggiosi. Per gli specifici reati di truffa, questi imprenditori sono stati denunciati dai militari operanti o da altre forze di polizia che hanno raccolto la denuncia dei cittadini. Le persone che abbiamo controllato, dopo aver aperto sulla carta queste società, attribuivano loro un conto corrente bancario ed erano pronte per emettere una serie di fatture, soprattutto per beni di cui non avevano la disponibilità. Tale situazione è stata portata alla luce grazie ad un'accurata attività di intelligence svolta dalle Fiamme Gialle. Nel corso delle indagini è emerso che a volte i titolari formali delle imprese che abbiamo bloccato erano dei prestanome di altri soggetti che agivano per loro conto al fine di commettere una serie indefinita di reati contro il patrimonio. Malore fatale stamane lungo la 4 tra San Donà e Cessalto, a perdere la vita un camionista 53enne. Con il malore in atto e che l'ha colta all'improvviso mentre stava guidando il suo tir con targa ungherese lungo l'autostrada A4 nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, ha avuto giusto il tempo di accostare il proprio mezzo nella corsia di emergenza e accasciarsi al volante, oramai privo di vita. È morto così il camionista 53enne alle 6:30 del mattino dopo aver urtato nella manovra di emergenza contro le barriere di sicurezza laterali per circa 200 metri e non provocando comunque grossi danni al tir né agli altri mezzi in transito in quel momento, che non sono stati assolutamente sfiorati. L'incidente con la morte del camionista a causa di un malore che l'ha colto, come detto, all'improvviso. Sul posto i sanitari del 118 che hanno cercato, ma inutilmente, di rianimare il conducente. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A seguito del sinistro si sono verificati rallentamenti e code, ma non è stato necessario chiudere il tratto. Sul posto, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco, anche il personale di Autostrade Alto Adriatico.
3 passeggeri hanno tentato di imbarcarsi sul volo diretto a Cork, in Irlanda, presentando alla polizia di frontiera 3 passaporti francesi abilmente contraffatti, nonché 2 carte di identità francesi. È accaduto all'aeroporto Canova di Treviso. I 3 sono stati scoperti e bloccati. Si tratta di 2 uomini e una donna, una 34enne, un 27enne e una 24enne. Accompagnati presso gli uffici di polizia di frontiera, i 3 passeggeri hanno confessato di essere in realtà 3 cittadini albanesi e di voler raggiungere l'Irlanda per scopi lavorativi economici. Il caso, ormai è il caso della settimana e non solo, del generale libico Al-Masri. Informativa prima alla Camera, poi al Senato dei ministri Nordio e Piantedosi che hanno ricostruito l'intera vicenda, l'attacco delle opposizioni che protestano per l'assenza in aula della Premier Meloni. Il 20 gennaio invece alle ore 12:40 il procuratore generale di Roma trasmetteva il complesso carteggio a questo ministro. Conviene sinora notare che la comunicazione della questura di Torino era pervenuta al Ministero ad arresto già effettuato. Con gli ultimi atti del caso Al-Masri si apre alle 12:15 l'informativa alla Camera del Ministro della Giustizia Nordio, che ricostruisce le questioni giuridiche della vicenda del generale libico accusato di violenze e torture, scarcerato e rimpatriato, vicenda che vede indagati i ministri Nordio e Piantedosi e la Premier Meloni. La qualità di indagato iscritta nel registro citato è sottolineata in grassetto nella informazione di garanzia. Devo dire che l'ho vista con una certa tenerezza questa sottolineatura che io sarei persona indagata. Una notizia informale dell'arresto è stata trasmessa via email da un funzionario Interpol alle ore 12:37 di domenica. Una comunicazione assolutamente informale, non era nemmeno allegata alla richiesta di estradizione, spiega in aula Nordio, che ricostruisce tutta la vicenda. Si sofferma poi sul mandato d'arresto della Corte dell'Aia in lingua inglese, con una serie di criticità, spiega Nordio, che avrebbero reso impossibile l'immediata adesione del Ministero alla richiesta arrivata dalla Corte d'Appello, e dalle opposizioni si sollevano le prime contestazioni. L'atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto. Vabbè. Il ministro Nordio si sofferma poi sulla documentazione della CPI, una 60ina di paragrafi in cui vi è tutta la sequenza di crimini orribili addebitati al catturando. Sottolinea il guardasigilli, vi è un incomprensibile salto logico, le conclusioni del mandato di arresto risultavano differenti rispetto alla parte motivazionale e rispetto alle conclusioni. Passaggio che scatena un botta e risposta con il deputato Bonelli. 15, c'è scritto 15. Nel mandato di... Quindi, onorevole Bonelli. No, onorevole Bonelli. Ma poi, onorevole Bonelli, sa cosa? Che lei sarà smentito dalla stessa Corte, perché poi glielo spiego. Quindi abbia pazienza, vedrà. Allora, perché vedete, la cosa che più mi stupisce è che non avete letto le carte. Avete discusso sul nulla. Al termine della sua informativa, Nordio fa un'ultima considerazione. Quello che mi ha un po' deluso, anche se non è arrivato inaspettato, è stato l'atteggiamento di una certa parte della magistratura. Parte della magistratura che si è permessa di sindacare l'operato del ministro senza aver letto le carte. È poi il turno del ministro dell'Interno Piantedosi, che si sofferma sulle questioni prettamente legate all'arresto e all'espulsione di Al-Masri, chiarendo subito un punto. Il cittadino libico noto come Al-Masri non è mai stato un interlocutore del governo per vicende che attengono alla gestione e al contrasto del complesso fenomeno migratorio. Piantedosi ricostruisce i giorni che hanno portato all'arresto del generale libico. Il 21 gennaio ha adottato un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. Un passaggio poi sulle modalità dell'espatrio. La predisposizione dell'aereo già dalla mattina del 21 gennaio rientra tra quelle iniziative a carattere preventivo e quindi aperte ad ogni possibile scenario. A questo punto in aula gli interventi dei diversi gruppi parlamentari. Per il Partito Democratico prende la parola la segretaria Elly Schlein, che si rivolge ai ministri. Vi abbiamo ascoltati e quello che dite è inaccettabile. Lei non ha parlato da ministro in quest'aula, ha parlato da avvocato difensore di un torturatore. Prima però la leader Dem aveva attaccato la Premier Meloni, assente in aula. Meloni ha mandato i suoi amici ministri in aula, un atteggiamento da presidente del Coniglio. Attacco al presidente del Consiglio anche dai banchi del Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte. Oggi c'è una grande assenza del presidente Meloni. Scappa dal Parlamento, scappa davanti agli italiani, è un atto di grande viltà istituzionale.
insomma continua la bufera. Noi siamo pronti a portarvi a Cairano San Marco, dove due ragazzine sono svenute perché hanno ingerito troppa vodka, troppo alcol, e ancora vi porteremo a Treviso per il dibattito sui Maranza. Sapete, anche questo è un dibattito molto acceso, e poi parleremo anche del nuovo presidente del Tribunale di Treviso. A fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Cairano San Marco, dove due ragazzine sono svenute al parco per il troppo alcol. Sull'episodio stanno indagando anche i carabinieri, e dall'ULSS 2 parte un appello. Purtroppo non è un caso isolato, difatti non a caso noi tramite il nostro SERD, tramite la promozione della salute insieme ai comuni si lavora, e le scuole, si lavora molto nelle scuole per far capire che l'alcol, soprattutto nei minori, non deve essere assolutamente usato. Lo hanno invece usato e come le due ragazzine di 17 e 14 anni che nei giorni scorsi, dopo una serata di sballo con diversi coetanei, hanno dovuto ricorrere alle cure del SUEM 118 e poi a quelle dei sanitari dell'ospedale di Montebelluna. Vodka, troppa vodka, assunta in un parchetto pubblico di Cairano San Marco, dove sono letteralmente svenute. Da qui l'allarme, la preoccupazione e la mobilitazione dei soccorsi. L'alcol nelle persone giovani chiaramente viene meno elaborato rispetto a una persona adulta, e di conseguenza gli effetti deleteri di questo possono triplicarsi in una persona giovane. Ma non è solo una questione sanitaria. Nel caso di Cairano gli stessi carabinieri stanno indagando. Le ragazzine, pur dimesse dopo qualche ora di osservazione, hanno rischiato grosso. Per questo si vuole ricostruire la catena di responsabilità. Il gruppo era costituito quasi esclusivamente da minori. Qualcuno ha venduto loro l'alcol. Dall'ULSS 2 parte un messaggio chiaro. Mi dicono i miei direttori di pronto soccorso che ci sono, purtroppo, magari legati proprio a motivazioni, a feste o compleanni o altre cose. Ecco, chiediamo proprio ai ragazzi di avere un po' di giudizio e di evitare, ecco, di fare un abuso così importante di sostanze alcoliche. Tema collaterale, fenomeno collaterale, quello dei Maranza e della conseguente linea dura cosiddetta definita anti-Maranza, fanno discutere i cartelli affissi in alcuni locali del Trevigiano, in particolare in un locale a Ponte della Priula, che vietano l'ingresso a clienti vestiti con tute, cappellini, abbigliamento che identifica non solo un modo di apparire ma anche di essere e di atteggiarsi, una stretta contro quelli che vengono definiti, descritti da diverse parti come giovani violenti e maleducati. Questa l'opinione dei trevigiani. Non è che la gente è vestita così, proprio si comporti sempre a quel modo, però diciamo che oggi si ha più paura, probabilmente si ha timore che possano fare qualcosa che non va, e se ne sentono tante in giro, purtroppo. Bisogna mettersi nei panni dei proprietari, perché a un certo punto, se sono educati, possono anche essere vestiti in tutte le maniere, dipende sempre dall'educazione del ragazzino, secondo me. Non ritengo che questo sia un modo per definire un ragazzo, assolutamente. La moda è moda certe volte e certe volte no. Perfettamente d'accordo con il cartello affisso davanti a questi locali. Che è bene avere un po' di rigore con i giovani che sono maleducati, sporcano, sputano per terra. Quando ero piccolo prendevo tante sberle sul di dietro dal mio papà. E mi era drizzato, perché anch'io ero vivace quando ero giovane. Secondo me i giovani hanno bisogno di questo oggi, di avere delle regole precise da rispettare perché tutto possa funzionare bene. Io amo la libertà, per cui non mi esprimo, diciamo, no? Purché non facciano del male, ognuno viaggia come si sente di viaggiare. Cioè, il vestito non fa, diciamo, il monaco, cioè, ogni persona ha il suo carattere e personalità, ma però può essere un buono o un cattivo come vestito, il vestito non c'entra niente per me. Qui precauzione tipo? Sì. Ci sta. Sì, sì, Maranza solitamente sono visti un po' negativamente, però non è ovvio poi che abbiano un comportamento negativo da come si vestono. È anche forse una forma di ordine. Presentarsi trasandati può far dare una brutta impressione, insomma.
cioè che tante volte è azzeccata. Quando si generalizza è sempre sbagliato, perché che uno abbia la tuta, che sia un malato oppure tutto dipende sempre dalle persone. Deve essere un po' libero, insomma. Mi sembra di tornare indietro come era una volta, che se le ragazze portavano una minigonna era un discorso, capito? Mi sembra un po'. Certo che da quello che leggo i giornali siamo in una situazione un po' difficoltosa e critica. Insomma, sui Maranza e non solo il dibattito è aperto ed è Andrea Carli. Ovviamente cambiamo pagina, padovano di 58 anni, il nuovo presidente del Tribunale di Treviso. La nomina è arrivata questa mattina con voto unanime del Consiglio Superiore della Magistratura. Prende il posto di Antonello Maria Fabbro, andato in pensione nello scorso aprile. Andrea Carli lascia l'incarico di presidente della sezione dei giudici di famiglia del Tribunale di Biella. Auguro buon lavoro e rivolgo il mio personale benvenuto in Veneto al dottor Andrea Carli e il saluto di benvenuto del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Grande festa questo pomeriggio a Vedelago per i 100 anni di nonna Valeria Maccagnan, un traguardo per il quale insieme a lei hanno brindato i familiari, gli amici e l'amministrazione comunale di Vedelago. Vedete tutti loro, il sindaco Giuseppe Romano e l'assessore Denise Braccio, che hanno donato alla neocentenaria un attestato con i complimenti e gli auguri da parte di tutta la comunità. 1925-2025, 100 anni portati con grande energia da nonna Valeria, contornata da figli e nipoti. Quindi auguri a nonna Valeria da parte di tutta la redazione di Antenna 3. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove sale di livello lo scontro tra l'associazione Alt Velox e il prefetto. Questa mattina la Digos ha perquisito la sede dell'associazione, operando anche sequestri di documenti e materiale informatico. Mattinata inaspettata per l'associazione Alt Velox, di cui oggi è stata perquisita la sede, così come l'abitazione del suo presidente Gian Antonio Sottile, assolutamente esterrefatto per essersi visto entrare in casa agenti di Digos, scientifica e polizia giudiziaria. Questa mattina alle 7 della mattina personale della questura di Belluno ha proceduto a una perquisizione personale e locale della mia casa e degli uffici dell'associazione Alt Velox, sequestrando il PC che usiamo ovviamente per le attività associative e i telefoni, ovviamente strumenti elettronici che usiamo per lavoro e che contengono tutti i dati sensibili e riservati di 4 anni di attività associativa. A motivare il provvedimento sarebbe stato un post del 15 gennaio pubblicato nel sito dell'associazione in cui si parlava del prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, all'epoca oggetto di 18 denunce da parte dell'associazione, oggi arrivate ad essere 25. È stata o non è stata commessa una diffamazione? Dirimere la questione sarà ora compito dei legali. Qui stiamo parlando che a seguito di una denuncia querela per una presunta diffamazione, il pubblico ministero ha disposto nel giro di pochi giorni una perquisizione personale con relativo sequestro. Intanto, proprio oggi si è svolta in prefettura una riunione dell'Osservatorio Provinciale della Sicurezza Stradale. Il comandante della Polizia Stradale ha illustrato l'esito degli accertamenti effettuati alla luce delle disposizioni introdotte con decreto del MIT e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024. Nel mese di aprile è prevista una nuova convocazione dell'Osservatorio per un riscontro definitivo dei dati. Parliamo di Olimpiadi. Milano Cortina 2026, a un anno dai giochi, le opere procedono in linea con il cronoprogramma. C'è un'esclusiva nostra di Antenna 3, un viaggio nel cantiere simbolo del sogno olimpico con un cicerone d'eccezione, il commissario di governo e amministratore delegato di Simico Fabio Saldini. Con lui c'erano Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. La pista è lunga 1,8 km di costruzione, l'evento sportivo viene cronometrato in 1,4,70 km e quindi tutta la gara tra partenza, cronometro e arrivo è 1,6,50 km.
55-60 secondi di gara, un lampo per chi osserverà i missili umani lanciati sul budello realizzato a tempo di record sul vecchio tracciato dell'Eugenio Monti, che in esclusiva abbiamo percorso metro dopo metro, accompagnati da un cicerone d'eccezione, Fabio Saldini, commissario di governo e amministratore delegato di Simico. Saldini, adesso dove stiamo andando? Stiamo andando a vedere l'edificio che sarà della partenza e da dove partirà anche la preomologazione del prossimo 24 marzo. Poi vedremo una parte del guscio, ormai è ultimato, le prime curve sono ultimate, avremo modo di verificare sia il guscio, la qualità del guscio e anche la qualità della falegnameria. E allora andiamo. L'avventura inizia perciò dal punto esatto in cui gli atleti si spingeranno prima di salire sui loro mezzi dotati di pattini sterzanti. La qualità, l'elevata tecnologia si osservano a occhio nudo. Le finiture sono di altissima qualità, sono delle ditte artigiane locali, principalmente locali, che hanno realizzato sia il guscio, che è questa struttura in calcestruzzo che è la parte che verrà ghiacciata, 3 cm di ghiaccio, realizzata dai restauratori, e poi la parte in legno che noi vediamo sono le protezioni, si chiamano deflector, sono in legno di larice e hanno la venatura contrapposta alla direzione del bob, proprio per evitare che schegge ed altro entrino agli atleti che la percorrono. È un progetto difficilissimo, però come nota è incredibile, perché l'alta ingegneria, l'alta architettura di questa pista poi alla fine trova la sua realizzazione con la qualità degli artigiani, la qualità dei restauratori, cioè si unisce la grande invenzione degli ingegneri con la capacità degli artigiani di mettere a terra l'innovazione. I lavori procedono in linea con il cronoprogramma contro le Cassandre. Non ci sarà l'opzione B di Lake Placid, semplicemente perché non servirà. Anche il CIO ha fatto marcia indietro dopo aver constatato che quella di Cortina sarà la pista al mondo più moderna e più veloce, la prima e unica progettata anche per gli atleti disabili. È una pista spettacolare, un cantiere difficilissimo, devo dirle, che neanche io mi aspettavo così difficile, con un gruppo di donne e uomini, prevalentemente donne nella mia società, applicando il Digital Twin e il Building Information Modeling, che siamo riusciti a rivisitare il progetto, ad adeguarlo. Le imprese sono state spettacolari, gli artigiani spettacolari, come ha visto poi dallo sguardo delle persone che lavorano qui dentro, che capisce la determinazione per arrivare fino in fondo. Alla fine di febbraio inizierà la ghiacciatura dei 33 settori, collaudo per parti, per arrivare alla preomologazione il 24 marzo. La pista sarà consegnata il 15 di marzo, ci saranno 10 giorni di test event, qualche giorno di allenamento di chi è presente e poi nella parte rimanente del periodo, quindi fino ad ottobre, faremo tutte le opere complementari, anche quelle ambientali. Una forza lavoro mai vista prima per un cantiere sul quale da un anno sono puntati gli occhi del mondo. Supervisori tecnici, gli olimpionici azzurri Walter Plechner e Armin Zegler, sempre bolognani con Bozzi. A gennaio dell'anno scorso perfino i tecnici a malincuore davano per persa la partita pista da bob. Alla vigilia dell'apertura delle buste della gara di Simico, Carl Damian, coordinatore dell'area tecnica slittino della Fisi, non ci credeva più. Oggi, a poco più di un anno di distanza e alla vigilia del One Year to Go, il suo entusiasmo è alle stelle. Sarà la pista più bella intorno al mondo, vedrà fino alla fine. Grandi complimenti quindi a chi ha avuto l'idea. Hanno fatto un lavoro da non credere, cioè noi aspettiamo già che possiamo fare le prime discese. Damian lo dice senza peli sulla lingua. A un certo punto sembrava ci fosse anche un boicottaggio verso l'Italia in riferimento al malcelato pessimismo manifestato dalle federazioni internazionali. Però l'Italia con questa pista può far vedere a tutto il mondo cosa con impegno e con la giusta mentalità si può realizzare anche in breve tempo. Damian nel cantiere dello Sliding Center a Ronco è il vice del pluricampione olimpionico Armin Zegler, il cannibale dello slittino. Io ho corso qua sulla vecchia pista finché l'hanno chiusa, ormai non sono più in mezzo dello sport, però mi interessa sempre ancora un po'. Che cosa pensa? Ma la pista è bellissima, secondo me. Non è una pista come le solite, sarà anche tecnicamente abbastanza intelligente. La cosa buona per l'Italia è che adesso finalmente c'è questa pista che si può anche fare crescere le squadre giovanili e
se no purtroppo si doveva sempre andare all'estero. Con Zögler a Cortina a misurare millimetricamente le curve c'è anche Walter Pleichner, oro nel doppio di slittino alle Olimpiadi di Sapporo nel 1972. Pleichner ne è sicuro, tutti vorranno venire a provare la pista anche dopo le Olimpiadi e se qualcuno vorrà vederci lungo anche e non solo per gli atleti. Fare anche discese con i turisti, non so se sapete quei Vucco, è una gomma a piuma che all'interno possono stare 5-6 persone e si fa scendere. Non è veloce, però per i turisti è un'ottima cosa. Speriamo che qualcuno le rubi l'idea qui a Cortina. Se no vengo anch'io a aiutare. Quanto è importante avvalersi di competenza, di professionalità, di chi insomma anche su queste piste ha lavorato come sportivo? Per noi è stato fondamentale sia il suo contributo sia quello di Armin Zögler, ma poi anche tutti i ragazzi e le ragazze che stanno lavorando con noi utilizzando il Building Information Modeling all'estremo, quindi con le massime potenzialità hanno dimostrato che alzando il livello con la qualità si riesce a fare un'opera anche così difficile, complessa, discussa, rispettando i tempi, i costi e la qualità. Questo dunque il punto aggiornato e lo sottolineo nuovamente in esclusiva sulla pista da bob di Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi, un punto anche necessario. E ritorniamo alla cronaca, sono sempre gravi le condizioni dei 2 detenuti del carcere di Baldenic che si sono ustionati per un incendio che avevano appiccato nella loro cella, per fortuna non sono in pericolo di vita. Hanno riportato ustioni di terzo grado, soprattutto su viso e toraci, 2 magrebini di 23 e 30 anni che, dando fuoco a un materasso nella loro cella nel bellunese carcere di Baldenic, avrebbero poi perso il controllo della situazione. Non sono in pericolo di vita, ma sono ancora intubati e restano in prognosi riservata, ricoverati nel reparto di terapia intensiva del centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova. L'episodio sarebbe stato causato da una protesta che i 2 volevano fare in una struttura della quale il segretario comunale del PD di Belluno, Davide Noro, fa notare gravi deficit sia sotto l'aspetto strutturale che quello educativo, per non parlare dei problemi di sovraffollamento, struttura per la quale la garante dei diritti dei detenuti fa appello al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. La situazione è la seguente: c'è un direttore che è assegnato a Udine e quindi viene alcune volte a Belluno e questo chiaramente non aiuta. La struttura è insufficiente per tutti i trasferimenti che avvengono a Belluno, i detenuti vengono trasferiti frequentemente senza essere avvisati di dove sarà il carcere di destinazione, gli psicologi sono pressoché assenti e continuano a cambiare. Il garante non può sopperire alle mancanze strutturali dell'organizzazione, per cui l'appello al DAP è di affrontare queste situazioni. I 2 detenuti dovevano essere sottoposti oggi a toilette chirurgica per esaminare lo stato e la profondità delle ustioni riportate. Lo staff che li ha in cura ha però preferito, per prudenza, posticipare l'intervento a domani. Il fondo dei comuni confinanti, stanziati 27 milioni di euro per completare 62 progetti già avviati. Si tratta di integrazioni per gli interventi strategici 2013-2018 e 2019-2024. Spiccano l'ampliamento e ristrutturazione della casa di riposo di Val di Zoldo, 1.700.000 euro di spesa, di quella di Villa San Giuseppe a Livinallongo, 700.000 euro, il progetto di miglioramento dei servizi comprensoriali di sanità, sicurezza, ambiente e accessibilità in Comelico con un aumento di 1 milione di euro.
E veniamo noi, veniamo alla nostra programmazione, perché manca pochissimo, alle 21 in punto, qui sulla nostra emittente Antenna 3, una grande esclusiva in diretta. Lo vedete, la Coppa del Re, grandi emozioni sportive e atletiche, lo storico trofeo arrivato, pensate, alla sua 122esima edizione, che dà al vincitore l'accesso diretto all'Europa League, mette una di fronte all'altra le principali compagini di Spagna. Questa sera, a partire dalle 21 su Antenna 3, la sfida tutta madrilena tra Leganés e Real Madrid. Domani sera, questa volta alle 21:30, il duello tra Valencia e Barcellona. Quindi questa sera alle 21 in punto a Leganés Madrid, domani sera Valencia-Barcellona. È tutto, davvero tutto per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.